Questa domenica 28 aprile un evento straordinario in cattedrale in quanto verrà trasmessa in mondovisione su volere del nostro vescovo. Qual è la ragione e quali sono i programmi in particolare per il traffico? Un momento particolarmente significativo che la diocesi insieme a Don Franco ha voluto per la città, prima di tutto per dare valore a quello che è il momento della manifestazione della fede e della celebrazione eucaristica che avviene nella cattedrale, e quando il vescovo presiede la messa in cattedrale è una delle più alte espressioni della ecclesialità e della liturgia all'interno della Chiesa. Poi c'è il valore sociale accompagnato anche dal ritorno per il territorio. Come detto poco fa, la Santa Messa andrà in onda su Rai 1 con inizio alle 10:55, sarà preceduta da una scheda storico-artistica della nostra città, della Valle dei Templi e del centro storico in maniera particolare, e poi le riprese all'interno con i richiami poi del contesto del centro storico. Sarà un momento celebrativo e liturgico di fede, ma sarà un momento anche per dire al mondo intero qual è la storia e la tradizione della fede e culturale della nostra città di Agrigento. Naturalmente, come tutte le cose importanti che riguardano il centro storico, ci sarà qualche momento di disagio. Ci sono i camion con tutte le attrezzature e le strutture della RAI che si trovano in Via Duomo, non eccessivi per carità, ma naturalmente la loro presenza può intralciare un po' quella che è l'abituale traffico della Via Duomo. Pertanto in piazza Don Minzoni, ma proprio anche per un motivo di copertina, domenica 28 ci sarà il divieto di sosta, ma la diocesi ha messo a disposizione il parcheggio interno del seminario e anche il parcheggio dell'Istituto Gioeni, quindi l'uno con l'accesso da via Garibaldi, l'altro dalla stessa piazza Don Minzoni per i residenti. Quanti invece arriveranno e vorranno partecipare alla messa potranno parcheggiare nelle aree limitrofe alla Biberria, alla via Plebis Rea, alla via Bacchi, via Gioeni. Dalla rotonda della Biberria, ovvero dove è il monumento di San Giovanni Bosco, ci saranno i pulmini, le navette elettriche dell'Associazione Ecclesia Viva che gratuitamente permetteranno di raggiungere la cattedrale. Qualche disagio, ma che porterà una grande risonanza per la nostra città. Dobbiamo essere tutti orgogliosi di ciò che siamo, della nostra storia e del nostro patrimonio. L'interesse personale deve fare un passo indietro quando c'è una promozione che riguarda gli individui, ma tutta la collettività in maniera particolare.